Il decreto è legge, non ci sono più dubbi, non ci sono più alternative, non ci sono più spazi di manovra né per gli oppositori né per gli ex azionisti dimenticati. Con 148 voti favorevoli e 91 contrari, il Senato dà la fiducia al governo e il decreto che dispone la liquidazione ordinata di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca diventa legge dello Stato. L'operazione significa innanzitutto l'azzeramento di azioni e obbligazioni subordinate dei due istituti di credito, mentre sono previsti indennizi ai piccoli risparmiatori titolari di bond. Il governo si fa carico immediatamente di un onere di quasi 5 miliardi di euro a sostegno di Intesa San Paolo, a cui vengono ceduti gli asset positivi delle due banche venete. In Senato si scatena il finimondo quando il governo chiede il voto di fiducia. Dagli scranni del Movimento 5 Stelle si alzano grida contro il Partito Democratico, accusato di essersi fatto imporre la volontà delle banche. Vi siete presi tutto, prendetevi anche questi. Un richiamo all'ordine per questa ripetitiva iniziativa. Nelle stesse ore il premier Paolo Gentiloni, impegnato con Martin Schulz, esulta su Twitter: approvato il decreto sulle venete che tutela risparmiatori, lavoro e imprese. Un salvataggio difficile e necessario finalmente in porto. La giornata sfuma così, a fronte di impegni totali che sfiorano gli 11 miliardi di euro di soldi pubblici. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan ipotizza di chiudere la liquidazione in 20 anni con ritorni superiori agli 11 miliardi e mezzo e un margine positivo di 700 milioni di euro. Calcoli, numeri che però non tengono conto di una variabile imprevedibile: la disperazione di chi ha perso tutto.